malattia è uguale. Nel momento in cui pubblico e privato o accreditato venivano messi sullo stesso piano, dovevano avere le stesse regole. Un anno fa, quando inaugurò le nuove strutture edilizie, è stato omaggiato da tutti, soprattutto dal Presidente del Consiglio, che si ritagliò una mattinata per venire qui. Ne approfittò per spiegare anche la sua idea di sanità. Deve cadere la discriminante ideologica, il pregiudizio ideologico della differenza tra sanità pubblica e sanità privata. Il punto di arrivo non può prescindere da 3 pilastri che sono alla base, che sono la filosofia di questo servizio che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini. La libertà di ogni cittadino di scegliersi il medico che vuole. Secondo, la libertà di ogni cittadino di scegliersi dove andare a farsi curare, dove vuole. Terzo, il sistema di finanziamento pubblico che deve essere come pagamento a prestazione. Il numero 1 della sanità privata è un avvocato, con un passato di professore universitario. È stato il coordinatore del primo progetto di piano sanitario, dopo essere entrato in regione come dirigente in quota all'allora Partito Socialista. Si è buttato in sanità grazie al padre, un chirurgo di Tarquinia, che a un certo punto decise di tirar su le sue cliniche. C'era il grande problema che mancavano i posti letto, oggi ce ne sono troppi, allora non ce n'erano pochi. E quindi costruì 380 posti letto alle porte di Milano. Oggi il gruppo San Donato di Rotelli viaggia oltre gli 800 milioni di euro di fatturato all'anno. Possiede 18 strutture, tutte in Lombardia tranne una che sta a Bologna. A parte 2 cliniche che fanno privato puro, dove vai solo se paghi, sono tutte accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. In totale quasi 4.000 posti letto, 2.200.000 pazienti l'anno, un personale che sfiora le 10.000 unità. Ma ad annusare l'affare sanità era stato il padre Luigi. Aveva costruito nel 1957 la prima clinica a Pavia facendosi aiutare dal suocero e 20 anni dopo sedeva nel consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, il banchiere al servizio dello Jordi Marcinkus e della P2 di Licio Gelli. Appoggiato dai suoi consiglieri di amministrazione, Calvi portò la banca al collasso, prima di finire ucciso a Londra nel 1982 sotto il ponte dei Frati Neri. Il padre di Rotelli, da consigliere di amministrazione, seguì fino alla fine uno dei più grandi scandali finanziari della storia, anche se a seguito di un'ischemia non era più tanto lucido. Mio padre partecipò, ma con scarsa capacità di discernimento, e partecipò soltanto per il piacere di poter essere in un consesso prestigioso. Un salotto buono, come si dice. Bene, in un salotto buono. Lei cosa pensa di Calvi? Penso nulla, non ho mai fatto delle riflessioni, penso semplicemente che sia stata una vicenda drammatica e estremamente negativa. Roberto Calvi, grazie all'amicizia con Michele Sindona, aveva raffinato la sua competenza in investimenti riservati, riuscendo a costruire un'intrecciata rete di società di facciata, piazzate nei paradisi fiscali. Chi indagò per anni la struttura e le connivenze del Banco Ambrosiano, oggi è il vice procuratore nazionale antimafia. Pierluigi Dell'Osso ci impiegò anni di inchiesta, poi arrivò al processo e le sue richieste furono confermate fino in Cassazione. Il Banco Ambrosiano in sostanza crollò per una sorta di autofagia, ingoiò se stesso perché in realtà una parte consistente dei pacchetti azionari di controllo in realtà erano state comprate con denari distratti dal patrimonio dello stesso banco pacchetti azionari poi collocati, parcheggiati in società estere. Nella sua requisitoria, quando fa riferimento ai diversi procedimenti per reati valutari stralciati dal processo principale, si porta ad esempio di questo modo di agire una società, Scovata Nassau. La società è la Kismet ed era riferibile al consigliere dell'Ambrosiano Luigi Rotelli e ai conti della società poteva avere accesso anche il figlio. Questa società che si chiamava Kismet, mi dice che cos'era? Non lo so, noi non abbiamo avuto nessuna, abbiamo perduto il capitale e lì abbiamo abbandonato la vicenda. Non abbiamo più... L'aveva fatta suo padre la società? Probabilmente, io non ne so niente. Mio padre aveva semplicemente detto che in caso lui fosse mancato io
avrei dovuto essere contattato. Siccome c'era il mio nome, entrai in questa inchiesta e fui subito, però prosciolto. Sul territorio milanese Rotelli possiede anche altre strutture accreditate con la regione. Sono il Grande Istituto Ortopedico Galeazzi, l'Istituto Clinico Sant'Ambrogio e il San Siro. Con il Policlinico San Donato fanno 4. Tutte e 4 queste strutture sono appunto sotto indagine. Sì. Il San Donato era già finito sotto processo all'inizio degli anni 90, ma Rotelli ne uscì assolto. L'accusa era di aver truffato la regione con i rimborsi delle rette. Truffa e falso ideologico sono le principali accuse che gli rivolgono oggi. Che cos'è il DRG? È la tariffa per ogni singola prestazione che la Regione poi rimborsa. Allora, la Procura, che ha lavorato insieme al gruppo spesa pubblica della Guardia di Finanza, a dicembre ha chiuso le indagini su 3 strutture di Rotelli e disposto il sequestro preventivo per 6,5 milioni di euro. Nessuno contesta interventi non necessari, ma l'utilizzo di meccanismi per ottenere rimborsi maggiori rispetto al dovuto. Per esempio, per l'asportazione di una verruca è previsto un rimborso di 45 euro e si fa in ambulatorio. Se ne chiedevano 1.500 perché veniva fatta in day hospital. Sono state sequestrate 60.000 cartelle cliniche. Bisognerebbe analizzarle tutte una per una, ma siccome la Procura fa fatica a trovare i medici che fanno le perizie perché poi rischiano di venire un po' esclusi dal sistema, si sono fermati a 8.000. Di queste il 97% presenterebbe degli illeciti di varia natura. Capisce che codificare eventualmente una prestazione in maniera diversa, cambiando un numero, si passa da 45 euro di rimborso a 1.500. Va bene, voglio dire, ci saranno stati anche qualche, per noi, limitatissima situazione in cui questo sistema può non aver generato quell'esito felice che tutti ci auguriamo. Bene, lo correggiamo. Non c'è soltanto la repressione penale. Una cosa è certa, quando un anno fa tutti visitarono il nuovo Policlinico di Rotelli, tutto aveva quella struttura ospedaliera tranne che l'aria di essere sotto inchiesta. Per gli imprenditori quello della sanità si presenta come un settore di grande soddisfazione e io credo che quello che in questo settore ha fatto, sta facendo e continuerà a fare il gruppo del professor Rotelli possa essere veramente un modello rassicurante da imitare. E men che meno Formigoni sembrava pensare che Rotelli avesse potuto truffargli un po' di soldi con i rimborsi. E saluto professor Rotelli, la cui storia personale si intreccia con quella della sanità della nostra regione, non soltanto in questi ultimi anni. Noi costituiamo un modello virtuoso, non l'unico, ma certo uno dei più efficaci ed efficienti, di cui la Lombardia, sotto la guida sicura di Roberto Formigoni, e l'Italia intera, sotto la guida illuminata di Silvio Berlusconi, sono un esempio da imitare che molti stati ci invidiano, a cominciare dagli Stati Uniti d'America. La guida sicura di Formigoni in Lombardia va avanti ininterrottamente da 15 anni. E in Italia, come negli Stati Uniti, il governatore non può superare 2 mandati consecutivi. Lo dice la legge 165 del 2004. Quindi questa candidatura sarebbe illegittima. Ma siccome nelle stesse condizioni c'è il candidato del PD in Emilia-Romagna, Vasco Errani, la questione ha comunque scatenato un gran silenzio. Secondo lei cosa c'è dietro questo silenzio? Ma c'è la convenienza, perché evidentemente conviene a chi occupa già una posizione di potere ritenersi indiscutibile, no? Pensare di non essere appunto costretto a lasciare il passo, perché la norma ha questo senso: dopo 2 mandati bisogna lasciare ad altri la possibilità di correre come presidenti. Formigoni per la verità ha risposto solo che è irretroattiva, ha sostenuto che il divieto opera soltanto a partire dal 2015, cioè quando lui avrà effettuato completi i 2 mandati sotto la vigenza della legge. Gli interessi che stanno sotto a Formigoni, che sono Comunione di Liberazione, Compagnia delle Opere,
hanno creato oggettivamente una situazione di un mercato distorto. In Lombardia lo sanno tutti. Se non passi di là è difficile avere gli incarichi, è difficile essere assunti, non puoi dirigere un ospedale. I consiglieri di opposizione si sono dati appuntamento per firmare l'esposto che presentano contro la ricandidabilità di Formigoni. La Corte d'Appello di Milano si dichiarerà poi incompetente e Formigoni potrà festeggiare l'ennesima vittoria. I dati parlano della quarta vittoria consecutiva e questo è il primo dato. Parlano di un vantaggio raddoppiato rispetto al 2005. Ma nello studio del professor Angiolini firma l'esposto anche un cittadino che nella vita non fa il politico. È un funzionario della regione, lavora